Perché la vanità ha sempre portato la persona a sfoggiarsi di quello che c'aveva, realmente era possibile che a casa non aveva neanche le sedie, il tavolo, però era l'apparire è sempre più importante dell'essere. E quindi magari andava a farsi fare un carretto importante, come altri carretti che sono accanto a lei, ma realmente a casa non aveva i soldi per il pane. E questa è anche la storia di oggi, perché compra un'auto e il vicino ce l'ha più bella, lui fa i debiti per comprare l'auto migliore, la moglie vede la borsa all'altra vicina, quindi l'arte in sé è nata anche così. Amici di Bella Sicilia, buongiorno. Oggi siamo a Bronte, al Museo del Carretto Siciliano della famiglia Gullotti. Da oltre 50 anni che noi collezioniamo questi carretti, simbolo della nostra bella Sicilia. Un tesoro, diciamo, non valorizzato appieno come andrebbe fatto. Questa è arte siciliana, non ce la può togliere nessuno, questa è la vera arte popolare siciliana. Carretti che nascono come mezzi da lavoro e poi si sono evoluti in vere opere d'arte. Tutta pittura a olio, scolpiti a mano. Il carretto era un simbolo sociale di evoluzione dal contadino semplice al commerciante, perché il carretto serviva sia per trasportare merci come paglia, fieno, vino, ma allo stesso tempo anche un mezzo commerciale e scambio culturale. Perché il carretto da Bronte andava a finire a Messina, a Santa Caterina e quindi si andava a comprare la lana, poi si vendeva la lana, si comprava l'olio, poi il vino e quindi nello stesso tempo arrivava in una cittadina un carretto istoriato. Consideriamo che in quei periodi non esisteva neanche la radio, quindi non c'era la televisione, non c'era la radio, quindi quando arrivava in un paesino, in un comune, arrivava un carretto con delle storie come la Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga, era un'attrattiva per tutti, non solo per i bambini, anche per i più grandi. Storie che erano rappresentate di solito dai cantastorie, e il cantastorie ovviamente le cantava le storie, ma vederle di presenza era come avere una televisione vagante e tutto. Allora, questo è molto vecchio, l'abbiamo inserito all'interno del museo per far capire che il carretto, restando alle intemperie, si rovinava in questo modo. Questo di che anno è? Questi gli anni 40. Quello è del 30. A chi apparteneva un carretto del genere negli anni 40? Chi lo acquistava? Chi se lo faceva? Il carretto realmente sembra una stupidaggine, ma poteva essere anche una persona non troppo ricca, perché la vanità ha sempre portato la persona a sfoggiarsi di quello che c'aveva, realmente era possibile che a casa non aveva neanche le sedie, il tavolo, però era l'apparire è sempre più importante dell'essere. E quindi magari andava a farsi fare un carretto importante, come altri carretti che sono accanto a lei, ma realmente a casa non aveva i soldi per il pane. Sono tutti carretti così della zona della Sicilia orientale, sono un po' differenti della Sicilia occidentale. I nostri hanno le sponde laterali rettangolari, mentre la zona palermitana ha le sponde trapezoidali. Ed ora ci avviciniamo ad un carretto e lo analizziamo nei dettagli, magari prendiamo in considerazione questo. Sì. Vogliamo approfondirne un po'? Allora, a parte ovviamente la struttura in sé, che stavo dicendo è tutto legno e ferro battuto, per costruire un carretto ci vogliono 4 maestri, ci vuole il maestro carratore, che è colui che assembla il tutto e quindi prende le misure, perché il carretto andava fatto anche in base all'equino che aveva il proprietario, quindi poteva essere un mulo, un asino, un cavallo, e quindi il primo carretto andava organizzato nella costruzione in base al cavallo. E poi c'era lo scultore ovviamente che faceva le parti in legno, il fabbro le parti in ferro, e poi alla completazione, al completo, quando era stato costruito il carretto, quindi era stato completato, si andava dal pittore che ovviamente istoriava il carretto, oppure semplicemente lo pitturava in modo molto semplice. Tutto stava in base ai soldi che si volevano spendere sul carretto. E poi il carretto, appunto, come stavo dicendo, a parte ovviamente le parti sue, ci sono dei famosi gadget, oggi si chiamano, ma sono gli accessori in più, ed era il famosissimo paracqua, che per le intemperie quando pioveva, e il lume, che era obbligatorio per legge, perché la notte, già considera, negli anni 40 c'erano delle prime auto, e quindi era come una luce di posizione. Poi qualcuno più scaramantico metteva il famoso ferro di cavallo, il corno, quello che sia, e poi non potevano mancare il bummolo per l'acqua e il fiasco per il vino, che venivano venuti appunto sotto la cassa per non prendere troppo sole. Questo, diciamo, a chi apparteneva, come siete entrati in possesso? Questo è stato costruito da mio nonno. Suo Per mio nonno. nonno, sì. Mio nonno
Noi siamo carrettieri da 5 generazioni. Mio nonno era appunto carrettiere anche quando poi non ci fu l'utilizzo più del carretto, perché poi arrivando le prime motoapi, i primi motocarri, il carretto andò in disuso a tutti gli effetti, perché coprivano una distanza, la stessa distanza in maggior tempo, maggior fatica, mantenere il cavallo e tutto. Però chi era legato a quelle tradizioni non gli è venuto facile abbandonarle. E quindi poi anche gli artigiani che erano rimasti, qualcuno fece fare dei veri e propri carretti da festa. Questo è un carretto da festa, non è un carretto che ha lavorato. Quindi suo nonno andava durante Le feste. le feste. Sì. Mio nonno era commerciante e quindi scendeva a Catania e portava il carbone, perché il carbone si cucinava col carbone ma si stirava anche. E quindi poi saliva, vendeva il carbone, saliva alla zona di Belpasso, acquistava il vino e poi qua vendeva il vino. Poi quando era tempo del grano andava a vendere il grano, ceci, lenticchie, lana, olio, tutto quello che c'era da commercializzare. Quanto tempo occorreva per realizzare un carretto del genere Allora, un all'incirca? carretto del genere ci vogliono intorno ai 18-20 mesi. Però un carretto da lavoro semplice su 4-5 mesi bastava, tranquillamente. E poi vediamo la ruota. Sì. La ruota è piena di dettagli. La ruota del carretto è composta da 2 tipi di legno. Abbiamo una parte in noce, con il miolo e le curve in noce, e poi abbiamo anche i raggi invece sono fatti in flassino, perché è un legno resistente ma allo stesso tempo elastico. Appunto questo carretto non ha le balestre, perché la balestra non aveva senso nel carretto per un motivo ben preciso, perché ammortizzava la balestra, ancora oggi nelle carrozze, però nelle carrozze si trasportava la gente e quindi andava bene, ma sul carretto si portava maggiormente la merce. Quindi andare a ammortizzare la merce, le immagini, le arance, compagnia cadevano dal carretto. E quindi per non rompere, diciamo, per la strada non c'erano delle bellissime strade, e per sopportare le buche, così è stato studiato che i raggi erano in frassino. Questa è proprio ingegneria popolare, ecco, a tutti gli effetti, non c'era una scuola. E in più il carretto doveva fare questo rumore, perché il carretto doveva essere anche di compagnia, perché ricordiamoci, i carrettieri viaggiavano da soli. E quindi da lì sono nati i canti dei carrettieri, queste lunghe traversate da soli, quindi inventavano delle canzoni loro stessi, pensando alle loro amate, ai genitori, alla mamma. Una filastrocca al volo che le viene in mente o qualche... No, in questo senso no, mi sono un pochettino emozionato, diciamo. E quindi queste canzoni, il carretto gli faceva da compagnia. Il carretto faceva questo suono. Doveva fare questo movimento perché il carretto ha un asse in ferro unico che ha all'estremità del conico, e all'interno delle ruote c'è tipo un cuscinetto, ecco, chiamato bushel, che è fatto in una lega di rame e stagno, per non legarsi e non fondersi con l'asse in ferro. Quindi anche il carretto aveva un proprio suono. Sì, riconoscibile ogni anche. carretto ha il suo suono. Tu mi dire la differenza di un carretto e Sì. dell'altro. Visto già cambia in base, molti carretti venivano chiamati anche sordi per questo motivo, c'erano carretti che facevano più o meno rumore. Qui invece abbiamo gli ornamenti del cavallo chiamati armiggi. Questi qua vedete qua sono ornamenti da festa, perché ovviamente per legare il carretto al cavallo aveva bisogno dei finimenti, ecco. Per le feste andavano messi dei finimenti molto particolari. La maggior parte appunto erano fatti a mano da donne, perché a casa erano bravissime sarte e quindi facevano dei capolavori del genere. Ovviamente il cavallo più parato era, più maestoso era a tutti gli effetti, e dava anche il valore di chi aveva il carretto. Come dicevo prima, magari avevano un cavallo maestoso e poi non avevano i soldi per il pane a casa, però l'importante era apparire, ecco, a tutti gli effetti. E ogni carretto aveva poi una storia da Sì, raccontare. sì, ogni carretto aveva una storia. Questo appunto, in questo carretto c'è la storia della cavalleria rusticana di Giovanni Verga. Questa invece qui è rappresentata la storia di Orlando Furioso, quindi Ludovico Ariosto. E poi una cosa molto particolare è la parte bassa del carretto, che è tutto ferro battuto. Perché anche Fabbro ovviamente doveva fare vedere la sua opera, il suo lavoro. Non faceva solo delle parti in ferro, però appunto è andato sempre di più a essere il carretto riempito di parti dal punto di vista strutturale inutile, poi dal punto di vista ornamentale molto Poi molto. c'era sempre la lanterna e anche l'ombrello. Sì, un paracqua,
che viene dal francese. È un po' più grande dell'ombrello classico, perché copriva quasi interamente il carico e il guidatore, ecco, a tutti gli effetti. La lanterna, come dicevo prima, appunto serviva come luce di posizione, come un'auto, come luce di posizione, perché l'antenna non faceva tutta questa grande luce. Poi i carrettieri, come dicevo, sulla strada trovavano le varie carretterie, i vari fondaci, i motel, a tutti gli effetti. Parcheggiavano, mettevano il cavallo nella stalla, diciamo, mangiavano un po' di pane, un po' di formaggio, gli famosi spaghetti alla carrettiera, che non sono i spaghetti alla carrettiera che conosciamo ora, erano degli spaghetti molto poveri, erano fatti di pasta asciutta e un po' di aglio grattato su. E qualcuno che se la passava bene gli metteva un filo d'olio. Adesso ovviamente sono dei piatti impossibili da praticare. Voi portate avanti la tradizione del carretto siciliano, che è qualcosa di unico che la Sicilia ha, e lo avete fatto con questo è un museo. simbolo, perché se lei vede la Torre Eiffel, capisce subito la Francia, e il Colosseo Roma. La Sicilia, uno dei simboli della Sicilia è il carretto, perché se vede l'Etna la può cambiare col Monte Fuji, con un altro monte, dico. I pupi siciliani stesso, che sono un simbolo, ma può essere anche una marionetta francese. Il carretto è unico al mondo, il carretto siciliano è inimitabile. Ecco, se vede un carretto a Londra, dico, questo londinese è stato in Sicilia, un siciliano è venuto a Londra, non è inconfondibile, perché è un mezzo da lavoro che si è trasformato in opera d'arte. Perché con i soldi di fare un carretto del genere si poteva comprare tranquillamente una carrozza, ma il carrettiere della carrozza non se ne faceva nulla, non aveva questo bisogno di apparire come un nobile. L'arte popolare, i colori, perché i colori sono tipici della Sicilia, no? Il rosso della lava, l'azzurro del mare, il carretto era un vero status simbolo nella società. Ecco, il carrettiere era già un commerciante, quindi anche a livello con le donne era una persona di uno stato più elevato di un contadino, e anche culturalmente più avanzato, perché scendendo a Catania, magari al porto di Catania, vedeva l'Americo Vespucci, lui aveva visto una nave che magari il contadino, parliamo in questo caso di Bronte, facendo casa, campagna, casa, non poteva mai vedere, e quindi poi quando saliva a Bronte raccontava, da noi si dice cucunta e cimetta iunta, e quindi magari una nave che era 40 metri, ho visto una nave di 120 metri, e quindi c'era anche questa cosa qua, però realmente portava cultura, ecco, a tutti gli effetti. Grazie, ripetiamo quando è possibile vivere e vedere questo museo. Allora, il museo del Carretto Siciliano Gullotti è visitabile su appuntamento, potete trovare i nostri contatti su internet, carrettigullotti.it, oppure anche solamente cercando Museo del Carretto Siciliano a Bronte. Grazie. A voi.